Io ho provato in tutti i modi a liberarmi di lui, ma alla fine c'è sempre. Sempre. Ciao Matteo! Santo cielo. Bene, oggi siamo con Alessio Bonat in Val Canzoi, siamo nel Parco delle Dolomiti Bellunesi e l'obiettivo sarà quello di raggiungere il bivacco o i bivacchi Feltre Bodo. Abbiamo un po' di dislivello da fare. 1300, 1400? Sì, ma ce la faremo. Ma ce la fare, poi il mangiare per sopravvivere ce l'abbiamo. Ha voglia. Dobbiamo mangiare per 4 sere. Strano. Dobbiamo mantenerci. Sì, mantenerci rotondi. Dai, a dopo. Ciao. Fermiamo un attimo per pranzo qua nel letto del fiume, dopo ci dovrebbero rimanere gli ultimi circa 400 metri di dislivello per arrivare ai 2 bivacchi. Alessio, come siamo messi? Sono cotto. Che debole. Sono fuori allenamento. Debolissimo proprio ormai. What's on your mind? What you gonna do next? Let you decide. Let you go right ahead. Like in our dreams. What you gonna do next? This is what we do best. Let you go right ahead. Let's jump inside. Where we gonna go next? It blows our minds. We'll go over the edge. It's like a dream. Where we gonna go next? Baby, you'll never guess. Arrivati? Sono cotto, i crampi alle gambe, sto uno schifo oggi. Io non faccio come Nico che dà il bacetto alla Sara però quando arrivano. Noi ci beviamo il vinello quando adesso che siamo arrivati. Esatto. È il nostro bacio al vinello. Vediamo come sono dentro. Il bivacco più piccolo ha 5 posti letto e 2 tavolini di scuola tipo per mangiare. Sembra molto caldo, nell'entrare si è subito sentito l'innalzamento della temperatura. Fa strano vedere il pavimento non in legno ma piastrellato. E ora andiamo a vedere com'è l'altro. Il bivacco più grande invece ha 2 grandi tavole dove si può mangiare e 14 posti letto con abbondanti coperte, quindi questo di fatto è come se fosse un piccolissimo rifugio non gestito. Nell'entrare c'è piuttosto pulito e abbiamo trovato anche un po' di provviste. Ci sono 2 paste fagioli Knorr, c'è anche un po' d'acqua d'emergenza che non toccheremo perché non ci serve, libro delle firme, le carte, qualche bombola piena, bravi, questa è vuota, magari la portiamo giù noi domani. Sono tenuti abbastanza bene, da fuori sono un po' rovinati perché il tempo e le intemperie sicuramente li hanno danneggiati, però dentro sono ottimi e la vista da quello più grande è quello più piccolo. Penso sia l'unica zona che ha 2 bivacchi così vicini nel giro di pochi metri. Ti piace, Alessio? Bellissimo. Ne è valsa la pena? Sì, sono cotto ma è veramente bello. Una bomba. Let us dive into the night. Going by before my eyes. I can't deny it. Feel like I'm flying. Turn a feeling into light. Never seen it shine this bright. I can't describe it. Feel like I'm flying.
Ah, mamma mia, è freschissima. Certo che avere la sorgente d'acqua fuori dai bivacchi è proprio comodo. Dai, sistemiamo un po' le robe, poi facciamo una partita a carte e poi iniziamo a preparare la cena. A dopo! Let's jump inside. Where we gonna go next? Bene, allora, partitina a carte, giusto? Sì, ma io direi anche ci scaldiamo un po', visto che fa freddo. Vediamo un po', spieghiamo cos'è ai nostri follower. Questa è una grappa alpino mugo totalmente artigianale, fatta da me medesimo. Non è per vantarmi, ma penso mi sia riuscita bene. Trovavo giusto farmela assaggiare, perché ultimamente vedo che imbarchi male. È un anno che me la millanti, vediamo adesso. Adesso vediamo. Facciamo una degustazione in diretta così. Buona? Tanta roba. Sì, buona, ma tanta roba. Madonna, che romantici. Allora, tu hai aperto con dei jolly, quindi io questo me lo piglio. Qua ti metto il 9, poi faccio 4, 5, 6. 28 jolly, cavolo. 7, 8, 9, scartata. Fine! Ciao! Bene, è giunta l'ora dell'aperitivo. Abbiamo qua un salamino, io ho un po' di bagosse, eccellenza lombarda. E il vinello? Ma con questo adesso vogliamo una fornitura da Ferghettina diretti. Sì, sarebbe bello. Se state guardando il video, uno sponsor di vino rosso sarebbe bellissimo. Sì, esatto, perché noi lo beviamo volentieri. Esatto. Ciao, grazie. No, ma sto formaggio che hai portato, Matteo, è una roba. Però è perché sono gusti nuovi per me. Magari per te trovi più strano l'altro quasi. Non so, cioè, è questione di. Il birracone non mangio spesso, bagossi. No, è veramente un tuono. Facciamo prima il mio e poi facciamo il tuo. Va bene, Alessio? Sì, tu hai la zuppa di cereali, bene. alla quale direi che l'aggiunta di un po' di formaggio ci sta bene. Ci sta benissimo. Io invece ho il manzo alla stroganoff, sempre della Leo Food, non so cos'è. Ci sono dentro delle penne. Ti fidi che è buono? Non fare quella faccia schifata che ti Manzo. Tu fidati. Sì, ma il manzo con le penne. Sembra di guardare i sai che bomba. Porca miseria. Fidati, vedrete, è buonissimo. Ci vedi dritto? Sì. Bene. La grappa è troppo poca. La lineetta l'ho già raggiunta. Ma vediamo sto manzo alla stroganoff. Che cos'è? Sta vedendo giù? Beh, l'aspetto è carino, però è bello. Sì. Basta. Poi se ti piace te ne do ancora. Non è male. Oh, buon appetito, Matteo. Buon appetito. Ci sta. No, è speciale, cavolo. Sono quasi a mangiare un goulash. La pasta. Il primo l'abbiamo mangiato, adesso mangiamo il secondo primo che ha portato Alessio, che ha fatto un po' il salutista a sto giro. Sì, perché sennò siamo proprio dei porci. Però ci aggiungiamo il formaggio anche poi. Certo che ci aggiungiamo il formaggio. What's on your mind? What you gonna do next? Let you decide. Let you go right ahead. Like in our dreams. What you gonna do next? This is what we do best. Let you go right ahead. Ma che figata è stata la roba del girare intorno con le luci. No, è assurdo. Perché da giù se qualcuno ci avesse visto. Ma questi che problemi hanno? Sì, a momenti ci mandavano l'elicotterino, no? Basta l'elicotterino, Alessio. Bene, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, GoPro fuori e ci vediamo domani. Buonanotte. Notte. Let us dive into the night. Going by before my eyes. I can't deny it. Feel like I'm flying. Turn a feeling into light. Never seen it shine this bright. I can't describe it. Feel like I'm flying. Buongiorno, ci siamo appena svegliati qui al bivacco Feltre Bodo. Adesso non so esattamente quale sia il Feltre e quale sia il Bodo, forse entrambi sono Feltre Bodo, c'è quello grande e quello piccolo, non lo sapremo mai. Com'è andata la notte? Benissimo. Bene, dai, abbiamo anche avvicinato i letti perché volevamo stare accoccolati. Ma che sfigato. Qua tutto bene, tutto sereno. Oggi rispetto a ieri c'è una giornata un po' più bella, quindi adesso facciamo colazione, dopo magari facciamo qualche dronata e poi con calma scendiamo. Oggi ce la prendiamo di totale relax. Poi andremo a mangiare da qualche parte, penso. Sì, ma non gli diciamo dove abbiamo pensato. Non diciamo di andare. dove. Shh. A dopo. Let us dive into the night. Going by before my eyes. I can't deny it. Feel like I'm flying. Turn a feeling into light. Never seen it shine this bright. I can't describe it. Feel like I'm flying.
Bene, bivacco pulito, piegate le coperte, sistemato tutto, adesso torniamo giù. E dici andiamo, Matte? Andiamo. What's on your mind? What you gonna do next? Let you decide. Let you go right ahead. Like in our dreams. What you gonna do next? This is what we do best. Let you go right ahead. Let's jump inside. Where we gonna go next? It blows our minds. We'll go over the edge. It's like a dream. Where we gonna go next? Baby, you'll never guess. Hai più voglia di far volare il drone o di berti una bella birretta? Etta? Una. Andiamo. Abbiamo mangiato abbastanza bene alla pedavena e abbiamo anche bevuto tanto. Come sempre. Che schifo che facciamo. Dai, spero che questi 2 giorni delle feltrine vi siano piaciuti e noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video. Lui è Alessio Bonatti, mi raccomando iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. What's on your mind? What you gonna do next? Let you decide. Let you go right ahead. Buongiorno. Buongiorno, cazzo, va avanti a dormire. Dai.